Buon pomeriggio a tutti. Allora, come sempre spetta a me l'onere e anche l'onore di darvi il benvenuto. Il concerto odierno è l'evoluzione di un'iniziativa partita nel 2012 con il titolo Tre tenori esolani: Rino Bortoluzzi, Bentivoglio, Giannino Buscato e Alfredo Rizzetto. Nel 2013 la professoressa Sabrina Comin ha assunto la direzione musicale ed artistica con gli stessi interpreti. Nel 2014 è stata inserita una voce femminile, la soprano Morena Carlini. Nel 2017, sempre perché questo? Devo mettere gli occhiali. Nel 2015 si è aggiunto al gruppo un altro tenore proveniente dal nostro coro del Pertini, Fabiano Casonato. Nel 2017, sempre dal nostro coro, si è messa a disposizione un'altra soprano, Leda Cornello. Nel 2018, l'anno scorso, fermo restando il gruppo, abbiamo avuto come artisti ospiti due valenti tenori del San Donatese, Franco Bertol e Antonio Viscosi. Quest'anno, 2019, non abbiamo Giannino Buscato per ragioni di età, Fabiano Casonato che è in viaggio e Leda Cornello che si è trasferita definitivamente in Sicilia. Abbiamo però una nuova entry, il tenore Franco Pavan, anche lui proveniente dal nostro coro. Questa è la storia di questo evento. Passo ora immediatamente a presentarvi gli artisti che si andranno ad esibire oggi, assolutamente in ordine alfabetico. Tra i tenori, Franco Bertol, eccolo qua, un applauso per Franco, che era con noi anche l'anno scorso nel 2018, Rino Bentivoglio Bortoluzzi, da sempre, Franco Pavan, la novità assoluta di quest'anno, Alfredo Rizzetto, lui fila la prima edizione, la soprano Morena Carlini, una colonna portante, oltre che un'amica del Pertini, e al pianoforte Sabrina Comin, eccola qua. Agli appunti ho scritto la factotum insostituibile. Grazie mille. Per tutti, ancora compresi quelli che oggi non hanno potuto essere presenti, vi chiedo un fortissimo applauso. Grazie. Invitiamo ora la professoressa a appoggiarsi al pianoforte. Grazie. E diamo inizio al concerto con un brano musicale del 1958 scritto da Franco Migliacci e Domenico Modugno e da quest'ultimo originariamente interpretato. Presentato per la prima volta al Festival di Sanremo dallo stesso Modugno in coppia con Johnny Dorelli, fu vincitore di quell'edizione e da lì ottenne un successo planetario, fino a diventare una delle canzoni italiane più famose nel mondo. Oggi, qui al centro Pertini, nel blu dipinto di blu, noto anche come Volare. Accogliamoli con grande applauso Franco Bertol, Rino Bortoluzzi, Franco Pavan, Alfredo Rizzetto e Morena Carlini. Tanto perché si scaldino le voci. Penso che un sogno così non ritorni mai più.
brano, presente a tutte le edizioni del concerto lirico, ecco a voi il tenore Alfredo Rizzetto, subito, che ci farà ascoltare la famosa melodia sulle parole di Carmelo Enrico con la musica di Francesco Paolo Tosti. A voi l'ideale. Grazie. Questa roba qua di chi c'è? L'idea. Io ti seguì come iride di pace lungo le vie del cielo. Io ti seguì come un'amica pace nella notte del velo. E ti sentii nella luce dell'aria e nel profumo dei fiori, e fu piena la stanza solitaria di te, dei tuoi splendori. Interabito al suon della tua voce, lungamente sognai, e della terra ogni affanno ed ogni croce in quel sogno accordai. Torna, caro ideal, torna un istante a sorridermi ancora, e a me risplenderà nel tuo sembiante una novella aurora, una novella torna, caro Vedo che il tenore ha portato la sua clac e quindi va bene. Prima che mi dimentichi, anzi mi scuso perché dovevo chiederlo prima, spegnete o mettete in silenzio il cellulare perché dopo sapete che dà fastidio un po' come capita in chiesa. Ci spostiamo ora in Spagna con il classico ritmo dell'habanera. Tornano anche quest'anno sul palco del Centro Pertini il soprano Morena Carlini in duetto in duetto col tenore Franco Bertone, ecco qua Franco, del maestro Jaradier. Ascoltiamo El Arreglito. Noi tutti siamo curiosi. Di cosa parla questa canzone, Morena? Allora, Jaradier è l'inventore di questo tema, che poi è stato ripreso nella Carmen di Bizet, e quindi voi sentirete nella musica la famosa tema dell'habanera. Questo in realtà è nato come un duetto tra due ragazzi. Il ragazzo naturalmente ha messo sugli occhi sulla sua
Pepita, lui è Pepito, e la invita a ballare promettendole tante robe, insomma. Lei non si fida più di tanto, farebbe anche bene probabilmente, però poi lui le promette una cosa importante, che non solo le sarà fedele sempre, ma anche che la sposerà in santa unione. Allora lei dice, beh, allora se mi dice così, allora sì, vengo a ballare con te e alla fine ci sposeremo, e quindi finisce in gioia. Questo, okay. Grazie Morena. Chinita mía, ven por aquí, que tú ya sabes que muero por ti. Chinita mía, ven por aquí, que tú ya sabes que muero por ti. No voglio lì, perché no tengo confianza en ti. No voglio lì, perché no tengo confianza en ti. Que sí, Que no tengo confianza en ti. Si tú me quieres, di lo que digo y seguidita seré tu arreglito. Si tú me quieres, di lo que digo y seguidita seré tu arreglito. y enamorado, Sin abusar, una dancita vamos a bailar. y enamorado. Sin abusar, una dancita vamos a bailar. Minita mía, mi dulce amor, te estoy queriendo con tanto ardor, que el alma mía, con ilusión, por ti se abraza, paloma mía, por ti palpita mi corazón. Si no me dieras, niño precioso, arrugas a tu corazón. Mil veces te adoraría, te pediría, sí, sí, en santa unión, en santa unión. Si no me juras, serás constante, y que a mí sola me adorarás. Cuenta conmigo, Tierno Pepito, yo te lo juro que tu arreglito por mí un caso te faltará. en ese caso, renda querido, y de mi vida, dame tu amor. Yo te lo juro, seré constante, Y te creas, sí, sí, con gran furor, con gran furor. ay, qué feliz momento, ay, no lo olvidaré. Ay, que paloma, que yo te juro amor y fe. Ay, que paloma, que yo te juro amor y fe. Grazie. Un bel applauso. La Morena sa come attirare il pubblico.
Ecco a voi ora la nuova acquisizione del gruppo, anche lui, come già detto, proveniente dal coro del Centro Pertini, il tenore Franco Pavan. Oggi si presenta da solista. È fuori di dubbio che sia molto emozionato. Accogliamolo con un clamoroso applauso. Ancora di più perché ha bisogno 2 volte di applauso. Allora, ammiriamo la sua voce in un brano del cantautore italiano Domenico Modugno, che vinse il Festival di Sanremo nel 1959 e rimase in vetta alla Hit Parade italiana per 6 settimane, divenendo così una delle più note del cantante. Signore e signori, Piove, meglio conosciuta come Ciao Ciao Bambina. A voi Franco Pavan e al pianoforte Sabrina Comin. Grazie. Tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Rose che trema sul tuo vicino e pioggia o pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Invitiamo sul palcoscenico ora il duetto Morena Carlini e Rino Bortoluzzi Bentivoglio. Ci faranno ascoltare un brano struggente ed appassionato tratto dall'operetta La principessa della Ciarda di Émeric Calment, L'ora d'amore. Ecco a voi Morena Carlini e Franco Rino Bortoluzzi. Che ci ha riformato
Portata al successo dal grande Beniamino Gigli, oggi un interprete eccezionale. Signore e signori, Alfredo Rissetto, di Domenico Funno e Eugenio De Curtis, Non ti scordar di me. Non lo sapevi? Chi che ti ha saputo ieri? Partirono le rondini dal mio paese freddo e senza sole.
applauso ulteriore per la professoressa Carolina Giannoforte. Diciamo così lamenta, dice ma come? Gli altri interpreti sempre applausi a Menai. Non è vero? No. A te basta quello che fanno loro. Grazie. Allora, ascoltiamo ora una canzone napoletana scritta nel 1930. C'è qualche napoletano in sala? Quindi non chiediamo scusa perché per come pronunciamo il napoletano. Scritta nel 1930 da Rodolfo Falvo con le parole di Enzo Fusco. Di Cintencello Buie è la disperata dichiarazione d'amore di un uomo nei confronti della donna amata, resa in maniera indiretta. L'uomo infatti parla rivolgendosi ad un'amica dell'amata, riferendosi alla donna desiderata con l'appellativo compagna vostra amica. L'uomo le chiede di riferirle che per lei ha perso il sonno e la fantasia, agio perduto il sonno e fantasia, che la passione è più forte di una catena e una passione più forte di una catena, lo tormenta e non lo fa più vivere. Camme tormenta l'anima e non ne fa capa, ma poi lo sappiamo tutti. Soltanto nell'ultimo verso del brano il protagonista confessa di amare in realtà la sua interlocutrice e quando vede una lacrima sul suo volto, una lacrima lucente ed è caduta, le dice che è proprio lei la donna che ama. Levamme questa maschera, dicimi la verità. Togliamoci questa maschera e diciamo la verità. Eccoli tutti insieme, Franco Bertol, Rino Bortoluzzi, Franco Pavan, Alfredo Riseto e Morena Carlini, a voi di Cintencello Buie. Grazie, un applauso.
fuggente canzone d'amore, fatto per cambiare, di Cesare Cesarini, Firenze sogna. A voi il tenore Franco Bertuol, che ringraziamo sentitamente come sempre per la sua presenza. Grazie Franco. Firenze, stanotte sei bella in un manto di stelle che in cielo risplendono tremule come fiammelle. Nell'ombra nascondi gli amanti, le bocche tremanti si parlan d'amore. Intorno c'è tanta poesia, per te vita mia, sospira il mio cuore. Sull'areno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro, un canto si perde lontano. Dorme Firenze sotto i raggi della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Balconi adornati di pampini e glisini in fiore. Stanotte schiudetevi ancora che passa l'amore. Germogliano le serenate, madonne ascoltate, son 1000 canzoni. Un vostro sorriso è la vita, la gioia infinita, l'eterna passione. Sull'areno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro, un canto si perde lontano. Dorme Firenze sotto i raggi della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Sopra i lungarni senti un'armonia d'amore, sospirano gli amanti, stretti, stretti cuore a Grazie Franco, la voce possente e gradevole soprattutto. Ora è la volta di un classico della canzone napoletana, sempre dedicato al tema dell'amore non corrisposto o deluso. Di Salvatore Cardillo, Core ingrato, canta il soprano Morena Carlini. Grazie Morena. Umilmente, perché è una parte da tenore, quindi vediamo un po' come la farebbe un soprano. Gli esperti del musica. Lei può fare tutto.
meritano. Grazie. Scritta dal compositore Bixio per il grande Vittorio De Sica, che l'avrebbe interpretata nel film Gli uomini che mascalzoni, ascoltiamo uno dei grandi successi della canzone italiana. A voi la melodiosa voce di Rino Bortoluzzi Bentivoglio, che ci propone Parlami d'amore Mariù. Ecco a voi Rino Bortoluzzi. palco il tenore Franco Paván con un successo mondiale, cantata dai più grandi come Beniamino Gigli, Luciano Pavarotti, passa davanti, Claudio Villa. La dedichiamo a tutte le mamme del mondo, Di Cherubini, Bixio, mamma, Franco Paván. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice, vive lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone. Sospira il mio cuore, forse non si usano più.
voce ti manca, la nina nanna d'allora, oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai come tu, non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. Non poteva certo mancare al nostro concerto l'operetta. Dalla Vedova Allegra di Franz Lear, il duetto Morena Carlini, sempre lei, e Franco Bertol, sempre Franco, si presentano come di rose un cespo, dalla Vedova Allegra di Franz Lear. Eccoli qua. Ci siamo dati appuntamento e questi sono i due amanti della vedova Allegra. Nel chioschetto si sono dati appuntamento, quindi immaginate che cosa ne può venire fuori. Come di rose un cespo che nell'aprile sbocciò, un giorno dentro il mio cuore l'amore di
professoressa, anche a lei un applauso, grazie. 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 Il brano che segue è stato inserito nel repertorio dai più grandi artisti come Claudio Villa, Carlo Buti, Lando Fiorini. Non a caso l'indimenticabile Luciano Pavarotti ne ha fatto un cavallo di battaglia. Ecco a voi un classico della canzone italiana, dalla possente voce di Rino Bortoluzzi Bentivoglio, Chitarra romana. Ecco a voi Rino Bortoluzzi, grazie. Ed ora ancora l'operetta. Dalla Vedova Allegra, la celebre operetta appunto di Franz Lear, il duetto Morena Carlini e Rino Bortoluzzi Bentivoglio ci farà ascoltare Tace il labbro. Eccolo qua, Morena e Rino. Grazie.
Se dovessi trarre un consuntivo adesso direi che abbiamo avuto un ottimo successo, ma soprattutto grazie alla professoressa Comin e ai nostri validi interpreti. Per chiudere questo trionfale concerto cantiamo tutti insieme un brano che non ha bisogno di presentazioni. O Sole Mio, Franco Bertol, Rino Bortoluzzi Bentivoglio, Franco Pavan, Alfredo Rissetto e Morena Carlini sono invitati sul palco. O Sole Mio. Professoressa, è possibile un bis? Il pubblico richiede un bis. Lo facciamo? Allora, sicuramente abbiamo il bis e anche il tris, il quattris, cioè loro secondo me hanno adesso veramente una carica di batteria che si potrebbe andare avanti fino a domani. Il problema è farli partire, no? Lo sapete. Allora io volevo ringraziare, ecco, queste splendide voci perché sono un grande esempio di passione, di dedizione, di impegno naturalmente, perché è stato un impegno preparare questo programma con brani anche non facili.
e soprattutto perché loro mi dicono che non hanno mai studiato la musica, cosa che invece adesso nei tempi moderni riusciamo a far studiare. Io faccio parte di una scuola, la scuola Monteverdi, che ha sede anche qui a Jesolo, e abbiamo tantissimi giovani che si dedicano allo studio della musica, che non vuol dire solo stare qui in palcoscenico come siamo noi oggi, ma vuol dire imparare proprio una disciplina, una sensibilità proprio anche nell'ascolto, la capacità proprio di fermarsi e stare attenti ad un tempo che deve essere preciso, ma anche a una parola, perché la musica è un linguaggio e come vedete oggi questo linguaggio ci ha portato veramente la parola gioia, perché è una gioia per voi ma è una gioia anche per noi. Quindi io li ringrazio proprio per questo mese passato insieme, perché è un mese che stiamo facendo prove, e soprattutto perché hanno dimostrato grande serietà e professionalità, quindi vorrei un grandissimo applauso a queste voci. Naturalmente grazie anche a Morena che mi aiuta proprio nell'allestimento di questo evento e cerca di tenere il tempo. Ma un grazie anche sempre a tutto il Centro Pertini che mette a disposizione questa meravigliosa sala, che come vedete adesso ha anche una scenografia ultra luccicante, brillantinosa, ecco, quindi Sanremese, questo è il palcoscenico proprio veramente, ecco, dell'Ariston Jesolano. E voci nuove, queste sono le voci nuove e sempre giovani, lo sottolineiamo, vero? Perché la musica l'ho scritto anche in un post che ho condiviso appunto in Facebook, perché adesso siamo nell'era dei social, l'ho scritto perché la musica non ha età. Allora adesso sì, vi presentiamo anche il bis, quindi ritorno il microfono a Leone, grazie. Ancora un applauso per la professoressa Giacomini. Ci sarà il tempo visto che è stato richiesto, i nostri bravissimi musicisti ci faranno ascoltare un brano musicale italiano del 1925 scritto da Vincenzo D'Annibale e Libero Bobbio. Tra le massime espressioni dei tempi d'oro della canzone napoletana, il testo è stato interpretato da alcuni dei più celebri cantanti di tutti i tempi, napoletani e no, tra i quali si annoverano Luciano Pavarotti, Claudio Villa, Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco. Con un ultimo grande applauso accogliamo Franco Bertol, Rino Bortoluzzi Bentivoglio, Franco Pavana, Alfredo Vicenzo e Morena Cardini. Grazie a voi, o paese do sole. Grazie. Alla fine, se volete, saremo volentieri contenti di stare con voi, c'è un po' di rinfresco fuori. Io volevo anche ricordarvi che il Centro Pertini darà la disponibilità di questa sala per organizzare ancora gli aperitivi in musica, e quindi vi aspetto in 2 date, il 1° dicembre e il 12 di gennaio, sempre con 2 straordinari appuntamenti. Il Centro Pertini e l'amministrazione della città di Jesolo ancora non sanno, lo dico adesso perché la locandina non è ancora stata preparata. Il 1° di dicembre, oltre ad avere ospite qui la professoressa Alessandra Trentin, l'arpista che voi avete avuto modo, qualcuno di voi già l'anno scorso, e sarà qui insieme ad una straordinaria sua alunna Caterina Artuso, quindi avremo un duo proprio di arpe. Sono riuscita ad avere il sì anche della piccola orchestra veneta con cui io collaboro ormai da tanti anni, e l'anno prossimo, il 2020, festeggeremo i 20 anni proprio di fondazione di questa orchestra, la piccola orchestra veneta, che è un laboratorio che nasce appunto con degli alunni e che poi naturalmente diventano professionisti. E proprio l'inaugurazione di questo anno appunto del 20ennale io ho voluto fermamente proprio che partisse qui dalla città di Jesolo, quindi il 1° di dicembre saranno con noi proprio la piccola orchestra veneta, non lo sapeva neanche il presidente, quindi l'ho annunciato adesso. Va bene, sono orgogliosa di questo perché Jesolo porta sempre molta fortuna alla musica e quindi da qui partono sempre tanti talenti. Adesso vi lasciamo con un bis. Grazie anche per la sorpresa. Grazie.
bisogna metterlo, è una figura. Buonasera a tutti. Beh, non si può mancare a partecipare a questa che è diventata una tradizione. Ecco, la prima parola perché Leone mi chiede 2 parole, la prima è tradizione. La tradizione, il significato di tradizione significa portare agli altri emozioni, sentimenti, piaceri, e credo che questa responsabilità oggi ce l'abbiamo noi che abbiamo ascoltato, e li ringraziamo sempre, questi protagonisti, li dobbiamo portare a chi incontriamo, a chi abbiamo l'occasione con i quali abbiamo l'occasione di scambiare qualche parola. Tradizione poi significa anche sacrificio, lo ha detto bene la professoressa, sacrificio, preparazione, piacere, e poi vuol dire anche emozione, è la seconda parola che volevo usare, delle 2. Emozione. Ci siamo emozionati, abbiamo ascoltato in buon silenzio, come è giusto che sia, voci, capacità, doni della natura, doni del buon Dio, in qualche possiamo dirlo, e questi doni sono stati messi a disposizione nostra, e credo che sia proprio questo il messaggio che dobbiamo ricavare oggi. Siamo stati fortunati a ricevere questo dono che ci è stato dato, a noi il compito ora di restituirlo ovviamente e di diffonderlo, e mi piace e mi fa piacere di aver ascoltato anche che avremo altri appuntamenti in questa che io la considero sempre una seconda casa per tutti noi, un luogo dove appunto si parla, ci si racconta, si vivono le cose belle, buone, ci si racconta anche qualche sacrificio che facciamo durante le nostre giornate, ma sappiamo che quando si condivide qualcosa è meno pesante quella che non è tanto buona, ed si arricchisce ancora di più quelle che sono buone. E quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio uno ad uno i nostri protagonisti, e ringrazio in modo particolare la nostra professoressa Comin, che ci dà appuntamento al 1° di dicembre, e ci ritroveremo tutti qui. Grazie davvero a tutti quanti, vi invito qui per l'omaggio che come sempre noi riserviamo ai nostri ospiti, e in questo caso protagonisti. Prego. Grazie infinite. Grazie. E signori. No, anche con il vice sindaco, però ecco, anche sì, dopo ne parliamo. Ci siamo tutti. Grazie a tutti, c'è un po' di rinfresco.